Sindaco Nardi, oggi giornata di grande festa, si è siglato il patto di amicizia tra Farra di Soligo e Linguère, questo comune senegalese di cui abbiamo avuto anche ospite il ministro del Senegal. Ecco, oltre al ministro abbiamo avuto ospite anche il sindaco di Linguère. Questa è certamente una giornata importante per la comunità di Farra di Soligo, per cui un grazie veramente di cuore a tutti, l'emozione è tanta e cerchiamo di portare avanti questa firma che sia veramente di un valore particolare per le nostre comunità. Ministro, qual è la soddisfazione insomma, da parte del suo Stato per questa giornata? Monsieur le ministre, quels sont vos sentiments par rapport à cette journée historique aujourd'hui? Un sentiment de satisfaction parce qu'il y a de cela 10 mois quand je venais ici, on jetait déjà les bases d'une future collaboration avec la commune de Farra di Soligo qui a beaucoup de similitudes avec celle de Linguère. Nous avons, après 10 mois, après différentes démarches, concrétisé déjà ce premier pas avec cette signature donc, de pacte d'amitié entre les deux communes et nous allons passer à une vitesse supérieure pour faire de sorte que cette signature soit transformée en réalité en avancement économique. Donc, soddisfazione è il nostro sentimento. Già 10 mesi fa sono arrivato qua a Farra per la prima volta e oggi abbiamo sigillato questo patto di amicizia. Mi auguro che questo patto di amicizia si concretizza e passiamo quindi a un livello superiore che sia benefico per tutte le due comunità. Sindaco, un patto che è anche un seme per la collaborazione con le diverse aziende del territorio. Lei ha fatto il suo, ora sta agli imprenditori locali sfruttare l'occasione. Ecco, noi come piccolo comune abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo dato la possibilità agli imprenditori locali di conoscere il ministro dell'industria del Senegal, abbiamo fatto un patto d'amicizia con un comune importante del Senegal, abbiamo avuto al nostro tavolo un'industria, il ministro è stato chiaro su alcune cose, cercate di non perdere il treno perché la nostra voglia di collaborare con voi italiani e soprattutto con voi della provincia di Treviso è molta perché siamo una provincia ancora tra virgolette ricca, però siamo una provincia tecnologica, siamo una provincia che sicuramente possiamo dare una mano alle comunità senegalesi. Ecco, quindi, e inoltre, come è stato detto, un quarto di secolo ormai che i senegalesi lavorano in Italia, hanno acquisito esperienza anche sul lavoro, per cui diamo una mano a loro per svilupparsi e per star meglio. Stiamo meglio noi e stanno meglio anche loro, quindi è fondamentale collaborare. Grazie, merci. Merci.